C'è un obiettivo molto chiaro, l'indicazione geografica protetta, la nota IGP per il marchio Mela di Verona. Il percorso è stato tracciato, la partita non è ancora chiusa, ma la presa di coscienza che il prodotto possa acquisire il suo pregio su scala nazionale e internazionale di certo valorizza tutta la filiera. Se ne è parlato in Gran Guardia, dove in tanti sono accorsi per capire gli scenari futuri, scenari che potrebbero riservare graditissime sorprese. Finalmente l'Associazione Ortofrutta Veneta riesce a mettere qualcosa di concreto sul tavolo effettivo, perché è già un paio d'anni che stiamo ricercando e confrontandoci con quella che è con il MIPAF e con la Regione Veneto per poter ottenere il riconoscimento dell'IGP. Questo marchio è fondamentale, propedeutico per arrivare a questo risultato. Dare un'identità può essere un'attrazione per alcune risorse anche pubbliche per poter fare promozione e per dare poi di fatto, che è quello l'obiettivo principale, una soddisfazione dal punto di vista del reddito ai nostri produttori su questo territorio che purtroppo anche in annate come questa hanno sofferto in maniera importante. L'ultimo anno per la mela non è stato facile, il prezzo bassissimo riconosciuto ai produttori ha creato non poche problematiche. L'obiettivo diventa dunque quello di ragionare da sistema, di collaborare, e un prodotto che si rispetti merita anche un marchio che possa avere diffusione e impatto, un marchio pensato nei minimi dettagli. Questo è stato il punto di partenza, raccontare e prendere coscienza del fatto che la qualità espressa da questo territorio è una qualità importante. Il secondo elemento è il tema relativo alla produzione e alle persone. Abbiamo trovato, come dire, un tavolo di lavoro che da questo punto di vista ci ha supportato nelle scelte anche della brand identity che abbiamo realizzato, e il terzo elemento è poi il nostro mestiere, è quello di riuscire a dare corretta visibilità a quanto ideato. Attenzione però, il nome Mela di Verona non deve confondere. Se la provincia scaligera con i suoi 4.600 ettari di produzione, 74% del totale, è davanti a tutti, nel marchio vanno comprese anche Padova, Rovigo e Vicenza, che contribuiscono a portare in alto questa eccellenza agroalimentare.